Allora, a chi di voi due vuole riprendere? Paolino Barbiero, perfetto. Ritorniamo con la raccolta firme, con la slide di prima, perché abbiamo parlato di impegnative di residenzialità più impegnative. Poi c'era l'altra voce, meno attesa per ottenere queste benedette schede SVAMA. Sì, eccola qua. Anche qui facendo una precisazione rispetto alla discussione fatta fino adesso. Sul piano nazionale si lavora per aumentare il fondo della non autosufficienza. Quello che stiamo facendo a livello locale si può fare a situazioni invariate e con una migliore gestione delle risorse. Per esempio, per avere l'impegnativa abbiamo detto che c'è un percorso lungo. Intanto bisogna aumentarle, poi comunque quelle che ci sono e quelle che dovranno essere messe in più bisogna fare in modo che il percorso per avere la cosiddetta SVAMA, che è la scheda multidimensionale dell'anziano di valutazione, va fatta in tempi brevi. Anche qui è una processione lunghissima che chi fa il legislatore dovrebbe provare lui per primo, così se ne renderebbe conto. E noi abbiamo visto cosa succede. Intanto devi andare da un medico, che è il medico condotto, che sa la malattia che ha la persona, che per fare un certificato quando va bene ti toglie 50 euro, ti prende 50 euro. Quando va male vai anche sopra i 100 euro. Quindi chiediamo alla Regione di dire fai una regola chiara dove per fare quel certificato sono 30 euro, perché la persona è conosciuta, sa qual è la cronicità e l'inabilità che ha la persona. Nel momento in cui fai questo percorso devi andare prima all'ULSS, poi all'INPS, poi le due commissioni devono combinare le verifiche sulle visite mediche fatte, usano programmi diversi. Abbiamo visto che facendo un'esperienza a Treviso che è stata inaugurata anche da Zaia, tra l'altro la proposta è partita proprio dalla CGIL di Treviso, si può semplificare il processo. Cioè si mettono insieme le due commissioni sullo stesso posto, la persona più la famiglia, il familiare che lo deve accompagnare va là, in 2 ore fa tutto ed è finita. Meno tempo per la persona, meno tempo per il familiare, meno tempo per il sistema pubblico per verificare se questa persona ha diritto o no a questa scheda di valutazione che gli consente di avere l'impegnativa. Meno costi. Il punto è che abbiamo capito che delle volte ci mettono più tempo, perché così se ci mettono più tempo a riconoscere chi ha diritto di andare in casa di riposo con l'impegnativa, si accorciano le liste di attesa. Siamo anche dentro a questi paradossi ed è dimostrabile che questa cosa qua semplifica la vita a tutti. Ci sembra un percorso di buon senso. Il terzo punto, se rimettiamo la scheda, uguali vantaggi fiscali per le rette. Sì, quando uno va in casa di riposo, quella di prima. No, quella sempre la prima. Quando uno va in casa di riposo paga una retta. Allora abbiamo preso le dichiarazioni di alcuni ospiti, della Rossi e della Bianchi, e abbiamo fatto un'analisi di questo tipo. Abbiamo visto che se uno va in una casa di riposo e spende 20.000 euro di retta, quella casa di riposo gli dice che può detrarre 3.300 euro di spese sanitarie perché sono detraibili e deducibili, quindi 19% su 3.009. Va in un'altra casa di riposo, spende 21.000 euro di retta, quindi un po' di più, però può detrarre 12.000. E in mezzo ci stanno tutte le altre. Qua abbiamo detto, scusa, ma chi ha fatto questa norma? Andiamo a indagare, non c'è una norma fatta dalla Regione. Ogni casa di riposo si comporta singolarmente e si comporta anche in regioni dove molto spesso anche i direttori dicono noi siamo preoccupati perché non avendo una norma di riferimento non sappiamo se è corretto come assegniamo i costi sanitari. Perché dipende molto se il personale è diretto, se il personale è in appalto, come sono assunti gli infermieri, i professionisti, quindi ognuno è peggio di un arlecchino. Noi abbiamo suggerito di fare quello che ha fatto l'Emilia Romagna nel 2009. L'Emilia Romagna dice sono io che accredito le case di riposo, sono io che stabilisco le impegnative, sono io che stabilisco gli standard con cui devono operare le persone per dare servizio di qualità, sono io che assieme all'Agenzia delle Entrate stabilisco, concordo e firmo che il 50% della retta è detraibile. Semplice. All'inizio dell'anno, non alla fine dell'anno. Uno sa quanto spende e quanto può detrarre. Quindi siccome lo fa già una regione voi dite fattibile ricordarlo? Noi abbiamo detto, qui non serve l'autonomia. Cioè non serve che Conte faccia tutta la discussione in Parlamento, che ci sia questo battibeco che sta vedendo questi giorni all'interno della maggioranza. Basta che si trovino, l'abbiamo detto alla Lazzarini, l'abbiamo detto anche a Zaia. Allora, dirlo, ci hanno detto sì, è una bella idea, vediamo, facciamo lavorare i nostri tecnici, porteremo 20.000 firme, 5.000 ce le abbiamo già, andremo avanti fino a aprile. Tra l'altro mi hanno comunicato questa mattina che si potrà firmare anche online sui siti della CGIL, quindi abbiamo utilizzato anche queste nuove formule e quindi faremo in modo che anche gli anziani imparino a sottoscrivere in modo online. Faccio questa battuta perché riprendo quello che diceva prima Gino, che poi possono essere utilizzate anche su altre schede.
noi abbiamo sì il problema della non autosufficienza, ma abbiamo anche il problema dell'invecchiamento attivo. L'Europa sta mettendo soldi sull'invecchiamento attivo. Noi abbiamo esperienze di qualche casa di riposo a Treviso, purtroppo sono mosche bianche, dove hanno intercettato molti fondi europei e chiaramente la casa di riposo che ha le competenze, che ha le professionalità migliori di quelle che sono le badanti e che possono dare anche sviluppo di nuova occupazione, sta intercettando questi soldi e si propone nel rapporto con i comuni per andare a fare l'assistenza domiciliare con una certa qualità, con una massa critica, con le persone dotate di auto, con le persone che vanno e sono formate e quindi sanno dove mettere le mani quando devono cambiare una sacca piuttosto che altri interventi, sanno insegnare ai familiari eventualmente in caso di necessità come fare i primi interventi. E questo è un processo importante perché rispetto a quello che si diceva prima, una persona in casa di riposo tra quello che mette la persona e quello che mette la regione costa sopra i 100 euro. Se invece l'invecchiamento attivo ti fa stare a casa, è chiaro che risparmio costi e ho maggiori possibilità di fare interventi domiciliari, ma i dati ci dicono che c'è la necessità di fare anche un'operazione forte, anche culturalmente sotto questo piano, per spostare le risorse dall'altra parte. In più stiamo sperimentando situazioni di co-housing, cioè piccoli appartamenti dove si può stare da soli o in coppia, ma che all'interno di questi appartamenti poi ci siano servizi in comune per gli anziani, quelli che sono autosufficienti e che chiaramente poi dentro a quella comunità, anche nel rapporto con le case di riposo, si possono fare attività. Io per esempio vedo che in molte case di riposo quando andiamo fanno attività culturali, vanno là dei gruppi musicali a suonare, raccontano delle storie, non stanno quindi da soli, insomma, alla fine c'è sicuramente quando vai in una popolazione di 100-150 persone, negli anziani qualcuno che è nella parte finale della sua vita, ma ci sono quelli ancora in grado di intendere e volere, hanno solo delle carenze rispetto alla non autosufficienza, ma essendo in grado di ragionare li devi anche portare a essere interattivi con la mente. Ne leggo un paio di messaggi che non ho letto. La cosa che più non tollero è vedere che i sindacati non prendono mai posizione sull'eccessiva tassazione che le imprese e i privati pagano ogni anno. Io da libero professionista ho pagato tra tutto bene il 70%, questo perché, ma me lo sapete dire voi, il messaggio precedente... vediamolo un attimo che non ho avuto modo di leggerlo. Ecco, non capisco perché stiamo parlando ancora oggi di assistenza alla persona quando questo dovrebbe essere automatico visti gli elevati costi che paghiamo ogni anno fra tasse, imposte e bolli. Paghiamo tasse per qualsiasi cosa. Il timore è che, appunto, quello che si diceva un po' prima fuori onda, aumentino sempre più le tassazioni, devi pagarti tutto sostanzialmente, no? Sì, non è bello pagare le tasse. Mettiamola così. No, pagarne troppe, perché secondo me è un giusto una via di mezzo. Allora il problema è non pagarne troppe. Pagare tutti per pagare meno. Tutti anche però, perché se no continuiamo. Allora io vorrei ricordare che in questo benedetto paese noi l'anno scorso l'Istat certifica che ci sono 200 miliardi di sommerso ogni anno. Ok? Basterebbe un 10%, recuperare un 10%. No, ma se abbiamo dei dati del MEF che dicono che si sta recuperando, ma non si riesce a recuperare più di una certa cifra. Quelle sono le forze dell'ordine, le finanza, siamo eccetera. Comunque lontani da quello che è il totale complessivo. Detto questo, l'ultima manovra finanziaria di questo governo prevede la pace fiscale. Da un lato i condoni, prevede anche una cosa che adesso hanno mandato dei messaggi dei liberi professionisti, ma l'ultima manovra finanziaria prevede che chi ha una tassazione, un reddito fino ai 65.000 euro, un libero professionista, un artigiano, possa avere una tassazione agevolata al 15%. Io sono un pensionato, un lavoratore dipendente. Senza più le detrazioni però, non può più detrarre. Non può più detrarre. Sì, però, quindi molti non la scelgono. Molti non la fanno, infatti, quello è il problema. Sì, però 15% e 15%. A lavoratori dipendenti pensionati rimane la progressività, per cui a parità di soldi, 65.000 euro, lavoratori dipendenti e pensionati pagheranno molto di più
chiaro? Non solo quelle entrate in quella disposizione là, questa agevolazione del 15%, tassazione del 15%, non fa pagare neanche le tasse locali, quindi l'addizionale IRPEF, in questo caso, a quel comune di quel libero professionista o artigiano, non verrà pagata l'addizionale IRPEF a livello regionale, quindi stiamo attenti quando parliamo di tassazione alta o bassa, perché se andiamo a vedere il complesso delle entrate per l'IRPEF in Italia, le paga l'80%, le pagano lavoratori dipendenti, pensionati, quindi attenzione, perché se si deve ragionare sulla tassazione, bisogna fare la tassazione, come dire, equa per tutti. E nel caso in cui si abbassa, bisogna tener conto che si abbassa, il che vuol dire che entrano meno risorse, il che significa che potremmo avere qualche problemino sulla sanità, piuttosto che sulla scuola, piuttosto che... Quindi è un gatto che si morde la coda, perché noi ci troviamo adesso in questa eh. situazione economica in cui i consumi sono sotto zero, l'export non tira più, o facciamo che i consumi interni si rimuovano, come succede in tanti paesi, anche la Cina stessa lavora su questo, e quindi vuol dire che i cittadini devono avere più soldi. Come fai ad avere più soldi ai cittadini se le buste paga quelle sono, non le muovi, eccetera? Devi tassarli di meno. Ma è una discussione infinita, leggevo la risposta sul sì. messaggio. No? Allora, è chiaro che a pagare le tasse non piace a nessuno, non piace al lavoratore autonomo, non piace al notaio, non piace al commercialista, non piace ai pensionati, non piace ai lavoratori. Quindi meno se ne pagano, saremmo tutti contenti e d'accordo. Il punto vero è che poi bisogna capire le tasse che si pagano, come vengono spese, quali sprechi ci sono e che servizi e chi non le paga. Siccome il contrasto a chi ne lo paga diventa complicato perché mancano i mezzi, ma anche perché il legislatore di volta in volta fa i condoni, fa la pace fiscale e quindi induce molte persone a fare in modo che se elude ed evade il fisco, tutto sommato prima o dopo un condono arriverà. Ne è esempio le cose che citavi prima, perché quando parlano appunto di 65.000 euro, già avevano una tassazione di favore del 20% e potevano detrarre e dedurre. Quando gli dicono vai a 15, tutti contenti, quando sono andati a vedere dai loro commercialisti, solo 1 su 10 ha questa convenienza, agli altri gli conviene restare nel regime che c'è adesso perché la parte di deduzione e detrazione è superiore del 5% che risparmiano. Aggiungo anche, mi ricordo tutta la discussione che c'è stata sulle fatture elettroniche e ancora c'è e ancora ci sarà, perché quando si cambia un modello questo complica sempre la vita per tutti. Il punto vero è che tutti si dimenticano di dire che questo governo che aveva promesso di ridurre le tasse poteva togliere la fatturazione elettronica, visto che in campagna elettorale criticava questa cosa. Faceva un decreto, come ne ha fatti tanti, e la toglieva. Ma nessuno ha spiegato perché non l'hanno preso. Perché per la fattura elettronica sono previsti, nel rapporto con la discussione fatta in Europa, 4 miliardi in più. Quindi l'Europa ha detto tu vuoi togliere la fatturazione elettronica, devo aumentare la clausola di salvaguardia, mi devo dire dove trovi i 4 miliardi. Allora sono tutti che discutono, tutti hanno la verità in tasca, ma alla fine i conti non tornano e noi siamo molto preoccupati di questa situazione che c'è, perché poi alla fine è chiaro chi ha un'impresa in regola, che chi lavora correttamente subisce una pressione fiscale altissima, ma questa cosa qua viene subita per effetto del fatto che il resto del paese non si comporta correttamente, non è fiscalmente corretto. Ma allora si lamentano gli imprenditori, cosa dovrebbero dire i lavoratori che quando superano i 1.500 euro netti pagano il 38%? Oltre al fatto che su quello che pagano i lavoratori alla fine c'è la quota che mette l'impresa a nome per conto del lavoratore perché è sostituto d'imposta. Quando invece se prendiamo i liberi professionisti e tutta quella gente là, alla fine siccome loro hanno studi di settori, tetti di qua, tetti di là, un po' di cresta riescono a farla. Mentre invece i soggetti che appunto pagano l'80% di imponibile non è che possono fare cresta perché gli vengono tolti alla fonte. Vorrei vedere se i pensionati, i lavoratori, i soldi delle tasse glieli dassero in busta paga e poi gli dicessero al 27 vai a pagare, quanti andrebbero a pagare tutti e quanti si li terrebbero in tasca e poi aspetterebbero un condono. Ma un paese così dove volete che vada? Bisogna creare contrasto di interesse, bisogna fare una serie di operazioni e bisogna fare in modo che ci sia anche un'educazione in cui pagare le tasse non è bello ma bisogna. Allora, abbiamo visto con un altro messaggio, dopo lo leggiamo insieme, andiamo intanto in pubblicità tra poco.